Sul biglietto c'è scritto il mio nome, Domenica, sebbene nella vita fino a qui l'abbia sentito pronunciare di rado. In paese ero per tutti la Domenichina, a scuola la Mimma, per mamma e papà la Nica, ma per le mie sorelle sono stata sempre e soltanto Mimì. Ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero, o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Tutti gli avvenimenti che mi hanno portato qui, ora, al binario numero 3, narrano di una storia iniziata con 4 ragazze che erano sempre state lì, in un mondo in bianco e nero. Entro pochi minuti il treno arriverà in stazione e io non so se riuscirò a mantenere la promessa. Penso che, dopo tutto, i treni che perdiamo sono quelli su cui non volevamo salire fin dal principio. Avete ascoltato un brano tratto dal romanzo Gli anni in bianco e nero. A leggerlo la sua autrice Francesca Giannone. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Siamo in estate e faccio una cosa che di solito questo podcast non fa, parlare di libri che sono usciti da un po'. È una scelta editoriale sulla quale qualche volta è giusto soprassedere, soprattutto se parliamo di romanzi come questo, che è l'ennesimo grande successo di Francesca, che infatti credo sia l'unica autrice che è ospite per la 3ª volta. Ma veniamo alla storia, che inizia nel 1963 in Puglia, in Salento. A raccontarcela è Domenica Elia, detta Nica o Mimì. È una ragazzina che sta per iniziare il primo anno di liceo e che abita in un piccolo paese vicino a Lecce. La sua è una famiglia di tante donne. Oltre alla mamma ci sono 3 sorelle, Giovanna, Ada e Maria. Ragazze di età e di temperamenti molto diversi. Il loro mondo ruota intorno alla sartoria del paese, quella fondata dalla mamma. Ho detto una famiglia al femminile, ma un uomo c'è in quella casa ed è il padre, si chiama Pantaleo. Un uomo che definire all'antica è poco. È un condensato di patriarcato, arretratezza, ambizioni piccine, distanza emotiva e anche violenza a cui sottopone la moglie e le figlie. Una situazione familiare che è molto stridente coi tempi, infatti via via che il racconto prosegue arriviamo intorno al 68, che è quell'anno in cui le spinte di cambiamento si fanno più forti e porta veramente una rivoluzione nella società, i cui effetti arrivano anche lì e anche nella famiglia Elia. Gli anni in bianco e nero è, come succede sempre con i libri di Francesca Giannone, una storia intima, corale, che si proietta, qui è il caso di usare questo verbo, sul fondale della storia più grande. Allora, Francesca, la prima cosa che credo di aver pensato quando ho iniziato a leggere il tuo libro è che mi faceva pensare a un libro che io ho amato molto da bambina. Non credo di essere l'unica che te lo dice. Questo libro è Piccole donne, che è un capolavoro sul quale molte generazioni di bambine e ragazzine hanno formato una loro idea del femminile. Che cosa c'entra Piccole donne con il tuo di romanzo? Beh, è un omaggio neanche tanto velato, perché Piccole donne è stato un classico che mi ha formata. Io penso che tutte da bambine volevamo essere Jo March, volevamo essere delle ragazze libere, no? Di poter inseguire il nostro sogno e di non conformarci a quello che gli altri volevano per noi. E infatti anche le mie 4 ragazze, le 4 sorelle Lia, un po' ricalcano le personalità delle sorelle March. E ovviamente è un romanzo per adulti, il mio, a differenza di Piccole donne, che è un romanzo di formazione. Però, se vogliamo, anche questa storia, Gli anni in bianco e nero, può essere considerata in qualche modo una formazione della propria identità, no? Perché, come dicevi tu, siamo in un periodo particolare, siamo negli anni 60, il decennio delle grandi rivoluzioni,
dei tumulti giovanili che cambierà la storia d'Italia per sempre. Sarà uno spartiacque. Dicevo prima che noi sulla storia abbiamo il punto di vista di Domenica e lei la voce narrante del romanzo, che è la più piccola delle sorelle Lia. Tu che le hai fatte tutte nascere nella tua testa, nella tua fantasia, nel tuo cuore, direi. Ci racconti un po' chi sono queste 4 ragazze? Sì, per la prima volta io uso la prima persona e a narrare la più piccola di queste 4 sorelle, Domenica detta Mimì. In realtà la sua voce è stata la prima ad arrivare e quasi subito dopo sono nate le 3 sorelle. Io ho immaginato fin da subito questa come una storia corale, perché volevo che fosse un romanzo sulla sorellanza, sì di sangue, ma intesa anche in senso più ampio, no, come, solidarietà tra donne che diventa uno strumento di libertà. Si chiamano Maria, Giovanna, Ada e appunto Mimì. Maria è la maggiore e, come spesso accade, è quella che è un po' il punto di riferimento delle altre 3, è quella un po' più saggio, un po' più pacata, ordinaria se vogliamo. Lavora nella sartoria di famiglia, è fidanzata con un ragazzo da quando aveva 16 anni e all'inizio del romanzo sappiamo che sta per sposarsi. Maria, almeno all'inizio della storia, sogna una vita ordinaria, che le somigli. Ma in realtà la smania degli anni '60 in qualche modo arriverà a toccare anche lei, la porterà a chiedersi se è davvero questo quello che vuole. La seconda è Giovanna ed è la sorella ribelle, è quella che disubbidisce alle regole, è la creativa, è la sorella creativa, appassionata, che sfida le regole in nome dell'amore e di un desiderio di libertà, pagandone però le conseguenze. Ada è la terzogenita ed è la sorella che ha un'indole diversa rispetto a quella delle altre 3. Ada è una che vive dentro piuttosto che vivere fuori. È timida, è riservata, pronuncia poche parole, parla poco ma legge tanto. La sua testa è affastellata di parole e ama rifugiarsi nei romanzi, e soprattutto nei romanzi delle autrici. E quindi Jane Austen, le sorelle Bronte, Natalia Ginzburg, Elsa Morante. E perché Ada si rifugia nei libri? Perché custodisce un segreto che non osa rivelare a nessuno, nemmeno alle sue sorelle, perché è un'epoca in cui quel segreto può costarti veramente tanto caro. E poi abbiamo la nostra Mimì, la voce narrante, che se vogliamo è un po' la somma delle altre 3, no? È una ragazzina, la vediamo già all'inizio del romanzo, curiosa, vivace, che è anche molto ben determinata, no, per l'epoca, e fin dall'inizio vediamo che lei capisce subito chi vuole diventare da grande. Vorrei che ci parlassi anche dell'altra donna di questa famiglia, che è la loro madre, una figura direi drammatica che è costretta a sopportare questo marito opprimente, retrogrado, che come possiamo immaginare abbiano fatto milioni di donne prima di lei e anche forse anche dopo, mette in atto le sue strategie di sopravvivenza. E nonostante sia comunque anche lei una donna cresciuta in un certo tipo di mentalità, riesce a capire e sostenere le sue figlie nelle loro diverse strade. Sì, il personaggio della madre, Mescia Lina, il che significa maestra Lina, perché è la sarta del paese, in realtà rappresenta un modello di donna che ha abitato, no, il mondo prima della rivoluzione degli anni '60 e in cui possiamo riconoscere tante delle nostre madri, zie, nonne, bisnonne, ovvero un modo di stare al mondo silente però resistente. In effetti questa donna, pur facendo parte di una generazione precedente, comprende che deve fare la propria parte per poter garantire alle figlie un'esistenza migliore della propria, e lo fa non ribellandosi apertamente, ma attraverso tutta una serie di omissioni, sotterfugi, complicità, no, che offre a queste 4 ragazze per permettere loro di abitare invece il mondo in una maniera più libera rispetto alla sua. È una donna costretta a sopportare un marito che è un marito padrone, è anche un padre padrone, un personaggio odioso, volutamente odioso, perché volevo che in qualche modo rappresentasse la società di quegli anni, che era una società che reprimeva le donne, toglieva loro libertà, tarpava le ali
e quindi volevo che sia fuori casa sia in casa ci fosse questo senso di oppressione a cui chi legge il romanzo sente di volersi ribellare a ogni pagina. Ognuna di queste 4 sorelle ha un sogno. Mimì ha il cinema e ci torniamo su questo argomento. Giovanna ha 2 sogni in realtà, prima l'amore e poi l'espressione della sua creatività. Ada ha questo segreto che tu hai menzionato e il suo segreto è anche il suo desiderio di libertà. Maria, che è, come dicevi anche tu, forse la più tradizionale delle sorelle, vuole essere felice. Non sappiamo che cosa voglia dire per lei essere felice, ma comunque anche questo non è un sogno banale. A me è sembrato che il tema del libro, quello che riesce a unire tutte le vicende, sia l'idea che sono i desideri, il coraggio di seguirli, conquistare anche il denaro per poter realizzare questi desideri e non chiederlo ai maschi, la vera strada per diventare delle persone, delle donne indipendenti. È assolutamente così. Questo è un tema centrale in ciascuno dei miei romanzi, ovvero il lavoro e con esso l'indipendenza economica che diviene uno strumento di libertà. Tutte le protagoniste dei miei romanzi lavorano. Lo fa Anna nella Portalettere, lo fa Agnese in Domani Domani e lo fanno queste 4 ragazze. È un concetto per me fondamentale, importantissimo, perché l'indipendenza economica, i soldi, un'entrata propria, dà la libertà di non solo decidere per se stesse, ma anche di potersene andare dai posti in cui non si sta più bene e la libertà di non dover restare dove ad esempio c'è violenza, no, che è quello che poi succede nella casa delle ragazze Lia, perché il padre, lo dicevi prima, è comunque un uomo violento sia verbalmente sia fisicamente. Però ciascuna di queste 4 ragazze ha una passione. Lo dicevamo, per Mimì è il cinema, per Ada sono i libri, per Giovanna, oltre, no, alla moda, che è la stessa passione poi di Maria, ha una passione per la musica, specialmente per la musica ribelle di quegli anni, è quella che ascolta per prima i Beatles oppure la musica beat, che diventa quella musica lì diventa un simbolo, no, del cambiamento di quel decennio. Ecco, ciascuna di loro sostenuta, no, dalle proprie passioni e dai propri desideri riesce ad emanciparsi, però l'emancipazione passa sempre e comunque attraverso il lavoro. Volevo tornare sulla passione di Mimì per il cinema. Fin da subito lei sa e ci dice che cosa vorrà fare da grande. Lei vorrà fare la regista. Lo dice in un tempo e in un luogo in cui non è un'affermazione banale, anzi, ha qualcosa di rivoluzionario. Anche tu hai studiato al Centro Sperimentale di Roma come sogna di fare Mimì e mi chiedevo se sei un po' tu quella ragazza. Posso dire che questo romanzo è anche un grande omaggio al cinema italiano degli anni '60, perché è stato veramente il cinema degli anni d'oro che io ho studiato, appunto, quando ho frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la scuola che sogna di frequentare la mia Mimì. In effetti c'è tanto di me in lei, però al contempo c'è tanto di me in ciascuna delle 4 sorelle. O meglio, ci sono aspetti di me o che sono esistiti in passato o che esistono tuttora. E il sogno del cinema è qualcosa che io ho avuto per tanto tempo e che poi si è trasformato in altro, no, però ha a che fare comunque col racconto, con le storie, perché credo che raccontare in qualunque forma, attraverso il cinema, la pittura, la fotografia, la narrativa sia sempre, no, una forma di resistenza, ed è quello poi che diventa per Mimì il cinema, la sua cinepresa Super 8 con cui inizierà a riprendere qualsiasi cosa, quella che lei chiama la vita così com'è, la quotidianità, sarà il suo modo di fare il '68 e di fare la rivoluzione, perché non tutte le rivoluzioni hanno bisogno delle piazze, ci sono delle rivoluzioni che si svolgono all'interno delle mura domestiche, però sono ugualmente efficaci. L'autoritarietà e la violenza di Pantaleo, il padre, fanno, lo dicevi, pagare prezzi molto alti alle ragazze. Diciamo che lui concentra il peggio di una certa mentalità, ma è sorprendente
che negli anni, appunto, stiamo dicendo sono gli anni 60, anche la fine degli anni 60, in cui arriva la minigonna, l'amore libero, le contestazioni di piazza, gli operai, esistessero ancora persone come lui. Noi facciamo fatica a mettere insieme questi due concetti. Facciamo anche fatica a pensare agli anni 60 come a un decennio in bianco e nero, perché gli anni 60 richiamano appunto un immaginario fatto di musica, di moda, di esplosione di colori nella moda, di rivoluzioni, occupazioni delle università, rivolte operaie, però al contempo erano gli anni in cui vigeva un apparato di leggi dello Stato assurde. Ne citiamo giusto qualcuna. C'era la legge sul delitto d'onore, sul matrimonio riparatore, per cui un uomo che stuprava una donna poteva evitare il carcere sposandola, e nella maggior parte dei casi le donne erano costrette a sposare i propri stupratori. Erano anni in cui era previsto il reato di adulterio, ma soltanto per le donne, che rischiavano fino a 1 anno e mezzo di reclusione. Erano gli anni in cui vigeva la patria potestà, per cui madri e padri non avevano gli stessi diritti e soltanto i padri potevano decidere legalmente dei figli. L'aborto era vietato, il divorzio non esisteva. Ecco, alla luce di tutto ciò, ci sembrano ancora anni colorati gli anni 60? No, sono anni in bianco e nero. Parlando sempre degli uomini, anche gli altri uomini del tuo romanzo non sono proprio delle figure meravigliose, se si esclude il marito di Maria, che si rivela essere una persona forse un po' banale, ma molto solida e rassicurante, comunque perfetto per lei. Alla fine questi altri uomini che incontriamo, che le ragazze incontrano, sono deludenti. Promettono molto, sembrano essere pieni di possibilità, ma poi alla fine non è così. Credo di averti già detto questa cosa riferita ai tuoi romanzi in una degli altri nostri incontri, per cui mi chiedevo: è un tuo modo, di guardare al maschile o è funzionale come contrappunto alle tue figure femminili che sono sempre così forti e sempre un po', lo dicevi, si emancipano da qualcosa, da qualcuno? In realtà, a parte Pantaleo, che è un personaggio palesemente negativo, tutti gli altri personaggi maschili non sono cattivi, non sono meschini, però sono figli del proprio tempo e della mentalità, no, di quegli anni. In realtà il mio guardare al passato, agli uomini del passato, serve per fare un raffronto con l'oggi, no? E per capire a che punto siamo, a che punto sono gli uomini, no? Anche nell'accompagnamento del processo di emancipazione femminile. Quanto è cambiata la mentalità, quanto è cambiato il linguaggio, quanto è cambiato lo sguardo degli uomini di oggi rispetto a quelli che io racconto nei miei romanzi. Purtroppo per tanti versi molto poco, per altri invece ci sono insomma degli sprazzi di speranza, no? Di uomini che riescono a stare al passo con i tempi e che riescono anche ad abitare il tempo presente modificando loro stessi. Questo io lo vedo in tanti uomini che conosco e credo sia un bene. Il mio unico timore è che rappresentino una minoranza, soprattutto in un paese in cui ogni 3 giorni una donna viene uccisa per mano del proprio compagno, del proprio marito o per mano appunto di un ex che non accetta di essere lasciato, non accetta un no come risposta. Quindi in realtà scrivendo questi personaggi maschili, vorrei che, facessero un po' da specchio, no, agli uomini di oggi. E vedo che questo già succede perché i lettori maschi dei miei romanzi mi scrivono dicendo spesso: "Sai, ho riconosciuto nell'atteggiamento di quel personaggio, di quell'altro, un modo di fare che mi apparteneva in passato, ma che non voglio mi appartenga più e che voglio impegnarmi a cambiare." Ecco, se una storia riesce a fare anche questo, io sono più che soddisfatta. Sì, aggiungo solo che c'è qualcuno che dice che il reato di femminicidio non esiste. Va bene. Ed è veramente, guarda, quindi dovremmo aprire una parentesi lunghissima, ma mi limito a definire quella dichiarazione come vergognosa. Concordo. Allora,
Concluderei con una domanda che anche questa credo di averti già fatto, ma al terzo libro ha ancora più senso. Perché secondo te le tue storie piacciono così tanto? A che bisogni rispondono e che desideri soddisfano? Per me è sempre difficile rispondere a domande del genere, perché davvero bisognerebbe chiederlo alle lettrici e ai lettori. Quello che io so e che ti posso dire è che scrivo le mie storie con autentica sincerità. E credo che la risposta sia anche in quello che poi mi restituiscono, no? Le lettrici e i lettori, quando mi dicono: sai, dopo averti conosciuta di persona posso dire che tu sei i libri che scrivi, tu somigli alle storie che scrivi, e questo fa enormemente piacere, perché significa che chi legge percepisce, no? Che c'è veramente una sincerità in queste storie, e uno sguardo di cui possono fidarsi e a cui possono anche affidarsi. Abbiamo dato voce agli anni in bianco e nero, che spero diventi un film, chiusa parentesi, di Francesca Giannone, Nord Editore. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Simone Pieranni, in redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci, il project manager è Marco Paltrinieri, il producer è Alex Peverengo, coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.